Autostrada Valdastico tra Noventa Vicentina e Vicenza, furgone travolge un cantiere ed investe 2 operai, uno è morto, l'altro è in gravissime condizioni. Incidente domestico fatale a un 55enne a Vedelago, l'uomo è rimasto schiacciato dal basculante del suo garage, guasto da tempo, doveva essere riparato proprio domani. Mattinata di paura nel quartiere Laghetto a Vicenza, fuga di gas causa un'esplosione in un centro estetico, negozio sventrato, miracolate titolare e cliente. Fa lanciare a scopo intimidatorio delle molotov contro l'abitazione dell'ex dipendente che aveva vinto una causa di lavoro. A Legnago i carabinieri arrestano ex datore di lavoro ed esecutori del gesto. L'omicidio del 22enne Francesco Favaretto a Treviso, rinviati a giudizio i 4 imputati. Mio figlio piange da quel giorno, racconta la madre di un 18enne, un altro chiede la giustizia riparativa. Bullismo e aggressione a scuola ai danni di un coetaneo, il questore di Verona Amato ha emesso 2 ammonimenti nei confronti di 2 14enni, condotte violente e intimidatorie. La politica regionale, Giuseppe Dalben, DG della Sanità Padovana e Bellunese, scarta l'ipotesi di una sua nomina alla nuova giunta di Alberto Stefani. Caso Fenice, guerra aperta, il sovrintendente Colabianchi risponde agli ex sindaci: corretta la scelta di Venezia, orchestra e coro pronti a fermare tutto, salvando però il concerto di Capodanno. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli con la cronaca in primo piano, ma cominciamo subito con il sondaggio al quale vi chiediamo di rispondere con le consuete modalità. Servizio militare, giusto introdurre una leva volontaria? Potete rispondere con una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del sondaggio verrà reso noto come sempre a Ring, in onda a partire dalle 21. La cronaca dunque con la tragedia che si è consumata sull'autostrada della Valdastico. Un furgone ha travolto 2 operai, uno è morto, l'altro è ricoverato in gravissime condizioni. Erano passate da poco le 13 quando 2 operai di una ditta di manutenzione stradale sono stati centrati in pieno da un furgone lungo l'autostrada A31. Bilancio pesantissimo, un italiano di circa 60 anni è morto praticamente sul colpo. Il collega in fin di vita è stato elitrasportato all'ospedale San Bortolo di Vicenza in condizioni disperate. I 2 lavoratori stavano completando gli interventi previsti, colpiti sembra mentre rimuovevano gli ultimi cartelli stradali, mentre li caricavano sul loro mezzo aziendale. In prossimità del casello di Noventa Vicentina direzione nord, questo furgone che li ha investiti sul fianco si è fermato ad un centinaio di metri dal luogo dell'impatto. L'autista, che stava rientrando a casa dopo le ultime consegne, è sotto shock, finito anch'esso all'ospedale, come ci conferma il suo titolare, sopraggiunto subito dopo. Stava piangendo e basta, per cui io sono corso qui subito. Non ho idea, non so ancora che cosa sia successo, non mi hanno detto niente e basta. Adesso dov'è? All'ospedale, ma non so nient'altro. Era sotto shock ovviamente? Sì, molto. Se mi dicono che posso andare, vado subito all'ospedale a vedere come sta. Sulla dinamica dell'incidente, oltre agli agenti della polizia stradale, sono intervenuti anche i tecnici dello Spisal per verificare il rispetto delle norme di sicurezza con cui i 2 lavoratori stavano operando. In attesa dell'autorizzazione per la rimozione del corpo dell'uomo, che sembra fosse in procinto di andare in pensione, l'autostrada in direzione Piovene Rocchetti è rimasta chiusa per alcune ore, presidiata dagli ausiliari del traffico. Ed incidente domestico questa mattina a Vedelago nel Trevigiano, a perdere la vita schiacciato dal basculante della sua abitazione, un 55enne. Un'immane tragedia per questa comunità, per la comunità di Vedelago, per la comunità di Marcon. Stava cercando di sollevare il basculante del garage, guasto da tempo, quando forse una perdita di equilibrio o una presa mancata hanno trasformato un gesto quotidiano in una tragedia. Il pesante portone è precipitato all'improvviso, schiacciandolo e uccidendolo sul colpo. In pochi istanti quel garage si è trasformato in una ghigliottina mortale. L'incidente è accaduto intorno alle 7:30 in via Pola
alla barconna di Vedelago. A perdere la vita è stato Luca Trinca, di 55 anni, trovato ormai senza vita. Il portone, che da tempo presentava problemi, avrebbe dovuto essere riparato poche ore dopo da un tecnico. A lanciare l'allarme è stato un passante che ha notato il corpo e ha avvisato immediatamente i vicini. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUAM 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, ma per Trinca non c'era ormai più nulla da fare. Le immagini dell'impianto di videosorveglianza dell'abitazione avrebbero ripreso l'intera dinamica, confermando l'assenza di responsabilità di terzi. La procura di Treviso è stata informata dell'accaduto e valuterà l'apertura di un fascicolo per accertamenti di rito. Luca Trinca, idraulico nell'azienda di famiglia, viveva con la madre Lidia e la sorella Deborah. Il padre, Pier Giorgio, era scomparso 7 anni fa. L'uomo era conosciuto e stimato in paese per il suo impegno nella vita comunitaria. Era una brava persona, ci sono rimasto molto male, l'ho sentito appena adesso. Sul luogo dell'incidente è giunto anche il sindaco di Vedelago, Giuseppe Romano, visibilmente colpito dalla tragedia. È una immane tragedia per tutta la comunità di Vedelago, perché credo che abbiamo perso un ragazzo di 55 anni, quindi credo che ci sia poco, anzi nulla da dire, quindi sono anche molto scosso perché, come voi sapete, io abito qui, abito 50 metri da qui, una persona che con la mia famiglia, le nostre famiglie sono legate da tempo, quindi è veramente difficile per tutti quanti noi, in modo particolare per me, affrontare questa cosa. E paura questa mattina a Vicenza, dove una fuga di gas ha fatto esplodere un centro estetico. Sentiamo. Un forte boato verso le 9:15 del mattino, avvertito dai residenti di Via dei Laghi. L'esplosione, le vetrate distrutte di un negozio di estetica sventrato, all'interno del quale si trovavano 2 persone, entrambe poi assistite dai sanitari del 118, ma che fortunatamente non hanno riportato ferite. Nell'esplosione sono state danneggiate anche le auto parcheggiate lì davanti. Nessuno era lì di passaggio sotto i portici in quel momento. I vigili del fuoco, intervenuti a seguito dell'esplosione causata da una probabile fuga di gas legata a dei lavori in un negozio limitrofo, lavori che, secondo le prime ricostruzioni in corso di accertamento fornite dalle squadre intervenute, avrebbero causato il taglio accidentale di alcune condutture, generando l'esplosione e un principio di incendio subito domato dai pompieri e la rottura delle vetrate del negozio di estetica immediatamente adiacente. Grande la paura di chi ha avvertito il frastuono ed è accorso sul posto. Abbiamo sentito questo botto al quale poi si sono seguite appunto l'arrivo dei mezzi, come vedete, dei vigili del fuoco, e hanno cominciato a chiamare i vicini, soprattutto persone anziane molto preoccupate, e quello che vedete è il disastro qua dietro. Per fortuna, ribadisco, non ci sono feriti gravi, però io devo fare una cosa, devo ringraziare veramente con il cuore il pronto intervento dei vigili del fuoco che come sempre ci danno un supporto e un grande aiuto sul territorio. Le 2 attività sono state dichiarate inagibili. Sul posto, Transennato, su cui tra l'altro insistono diversi negozi, sono state impegnate durante la mattinata anche la Polizia di Stato e la Scientifica, lo Spisal, i tecnici comunali e la Polizia locale per i rilievi, per la ricostruzione delle cause e la gestione della situazione. Un'esplosione di questo tipo in una zona densamente abitata, in più con persone, attività economiche presenti, poteva veramente essere una tragedia. Va ovviamente approfondito con attenzione qual è stato l'innesco, qual è stata la ragione che ha portato a questa esplosione. Su questo stiamo attendendo i risultati delle verifiche. Ha soldato 2 persone affinché lanciassero delle bottiglie Molotov contro l'abitazione di una sua ex dipendente che gli aveva fatto causa ed aveva vinto. I fatti risalgono allo scorso 12 settembre, quando a Legnago, in provincia di Verona, 2 uomini scagliarono 2 Molotov che per fortuna non esplosero contro la casa di una donna. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione dei 2 autori materiali del gesto, un 52enne ed un 62enne, ma anche del mandante, un imprenditore 55enne che li aveva ingaggiati per un compenso di 4.000 euro. L'intento era quello di intimidire l'ex dipendente per farla desistere dalla richiesta del credito stabilito dal tribunale. Tutti e 3 sono stati arrestati con l'accusa di estorsione, fabbricazione e porto illegale di ordigni incendiari.
Il giudice Daniela Falleschini Baramba ha accolto l'istanza del pubblico ministero ed ha deposto la riunione dei processi per la tragedia del Natisone. Vediamo il servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Udine. Mi piacerebbe, quando comincerà il dibattito, che siano presenti anche dall'altra parte i vigili e il signore della Sores, perché come dicono loro che non avevano niente, hanno rispettato i protocolli, hanno fatto tutto e di più per questi ragazzi, come abbiamo visto tutti che secondo me non hanno fatto niente. Dovrebbero mettere la faccia, cioè presentarsi e essere qua come ci siamo noi. Sarà Daniele Falleschini Barnaba il giudice del processo unico per i 4 imputati di omicidio colposo plurimo per la morte di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar, travolti dalla piena del fiume Natisone il 31 maggio del 2024. Il giudice ha accolto l'istanza del pubblico ministero di riunione dei procedimenti avanzata nell'udienza del 17 novembre davanti al giudice Mauro Qualizza, in cui era imputato il solo operatore della Sores Michele Nonino. Questa volta era il turno dei pompieri Andrea Lavi, Enrico Signore e Luca Mauro. Falleschini Barnaba ha deciso di procedere lui con il processo unificato. In aula il procuratore Massimo Lia. Ho seguito il procedimento già dalla fase delle indagini preliminari, intendo seguirlo ovviamente anche nella fase dibattimentale insieme alla collega Puppa. I testimoni di cui è stata richiesta l'ammissione sono 77 tra quelli della procura e quelli delle parti. Il processo è basato su una mole di documenti corposa, ma sarà importante anche sentire il parere dei testimoni citati. Sarà un processo anche documentale, però c'è tutta la parte di ricostruzione di quello che è successo dal momento in cui i ragazzi si sono trovati nel fiume fino alle 14:10. Si tratta di dimostrare, di verificare di quanto noi siamo convinti, cioè che il modus agendi dei vigili è stato assolutamente conforme a quelli che sono i loro protocolli di intervento, alle direttive che hanno ricevuto, all'addestramento che hanno ricevuto. Complessivamente tra accusa e difesa ci sono indicati 77 testimoni, ma nessuno ha indicato nelle proprie liste testi le persone offese, che pertanto non saranno sentite in aula nel contraddittorio delle parti davanti a un giudice terzo e imparziale. Il giudice è rinviato al 18 dicembre per la prossima udienza, in cui deciderà per la citazione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Agenzia regionale della Sanità. Aspettiamo quindi la decisione del giudice adesso sulla nostra istanza e siamo fiduciosi che ci autorizzerà alla citazione del Ministero dell'Interno e dell'ARCS che riteniamo debbano far parte del processo. E la cronaca giudiziaria anche nel prossimo servizio ci porta a Treviso con l'udienza preliminare per l'omicidio di via Castelmenardo. I 4 imputati maggiorenni sono stati rinviati a giudizio. Guardano verso i loro familiari, poi testa china, ascoltano quello che gli avvocati dicono in udienza preliminare. Sono Ade e Ozuna, i 2 ragazzi giovanissimi in carcere per l'omicidio di Francesco Favaretto, 22 anni, colpito con calci e pugni e accoltellato a morte a scopo di rapina. Ed è quella la grave accusa a cui sono chiamati a rispondere loro ed una ragazza tra ora e 20 anni. Il 4º imputato invece è un giovane moldavo accusato di rapina aggravata in concorso. Per lui è stato chiesto ed accolto, il reato è meno grave, il rito abbreviato. Tutti e 4 sono stati rinviati a giudizio per omicidio aggravato in concorso e rapina aggravata in concorso. Oltre ad aver picchiato e colpito con coltelli e pezzi di vetro la vittima, l'hanno anche rapinata dello zainetto e del cellulare. La mamma di Ozuna parla con noi, è disperata per quello che è accaduto. È molto dispiaciuto, anzi prega tutti i giorni per quello che è successo. Purtroppo è successa una tragedia di cui... è una tragedia e basta, è molto dispiaciuto. Quello che pensiamo tutti è che bisogna pagare per quello che è successo, però ognuno per quello che ha fatto. Piange, ci dice la mamma. Suo figlio che cosa le dice quando la vede? Mio figlio è molto dispiaciuto, piange, e poi è un bambino, è un ragazzo, poi ha 19 anni. E sta pregando tutti i giorni non solo per lui ma anche per Favaretto, così. Un sospiro e la consapevolezza che nulla potrà tornare come prima. L'udienza in Corte d'Assise è prevista per il 28 gennaio. Loro per ora rimangono in carcere. Per questo delitto, oltre ai 4 ragazzi maggiorenni, sono imputati anche altri 6 minorenni. Uno di loro è stato condannato ad 8 anni di carcere. Per gli altri 5, 4 si trovano in strutture di comunità. Nelle prossime ore ci sarà l'udienza preliminare.
Il questore di Verona, Rosaria Amato, ha emesso 2 provvedimenti di ammonimento nei confronti di 2 quattordicenni ritenuti responsabili di atti di bullismo e aggressioni a scuola ai danni di un loro coetaneo. L'indagine della polizia ha consentito di accertare una serie di condotte violente, intimidatorie e vessiatorie sia in classe sia all'esterno della scuola, culminate in vere e proprie aggressioni fisiche all'uscita dalla scuola, che hanno reso necessario il ricorso alle cure ospedaliere della vittima. Nel frattempo i comportamenti vessatori si sarebbero manifestati anche attraverso insulti e molestie sui gruppi WhatsApp di classe. Il questore ha convocato i genitori dei 2 ragazzi insieme ai figli per invitarli a vigilare sul loro comportamento e a adempiere a quelli che sono i doveri educativi dei genitori. Ed ancora violenza giovanile, un giovane è stato umiliato e picchiato da una quindicina di coetanei a Villanova di Campo San Piero. La denuncia del padre. Mio figlio adesso che ha subito questo a livello psicologicamente sta malissimo, è a casa da scuola, non è riuscito a fare la partita di domenica. È arrabbiato, deluso, avvilito, ma ha trovato la forza di scrivere alla nostra redazione e denunciare quanto accaduto a suo figlio, accerchiato da una quindicina di coetanei di Caselle e di Santa Maria di Sala che l'hanno umiliato e picchiato in un parchetto di Murelle di Villanova di Campo San Piero. Finché erano là è arrivato un gruppo di ragazzi, circa 15-17 ragazzi. E il primo si è avvicinato a mio figlio e le ha chiesto il nome e subito le ha dato un pugno in faccia. E mio figlio ha reagito e poi sono arrivati gli altri e l'hanno riempito di pugni e di calci. E come che non bastasse, le hanno portati via i vestiti, il giubbotto, la felpa, le scarpe. E l'hanno obbligato di inginocchiare e di leccare i sassi che erano per terra, e minacciandolo che se dice qualcosa o lui o la sua ragazza, le ha minacciato tutti e 2 che li ammazza. Una situazione che nessun genitore vorrebbe mai vivere e proprio per questo ai nostri microfoni lancio un appello affinché episodi simili non si ripetano mai più. Il messaggio che voglio trasmettere a tutti i genitori che hanno i ragazzi di questa età è di seguire sempre i loro figli, di stare attenti cosa indossano i loro figli, perché uno dei ragazzi che ha minacciato mio figlio, che gli ha dato anche le botte, aveva un tirapugni e l'ha tirato fuori dalla tasca minacciando che se dici qualcosa te lo mangi questo e ti ammazzo te e la tua ragazza. Sono i comportamenti proprio imperdonabili dal mio punto di vista. E mi dispiace per i genitori, perché ho conosciuto più di qualche genitore, ho visto che quasi tutti c'è gente per bene, però voglio ripetere che se un figlio arriva a casa con un paio di scarpe, il mio figlio se arriva a casa con un paio di scarpe che non sono sue, mezzo ubriaco, e mi da genitore non faccio niente, arriviamo che fra 4-5 anni abbiamo paura di uscire di casa. La politica regionale, ora Giuseppe Dalben, DG della Sanità Padovana e Bellunese, scarta l'ipotesi di una sua nomina nella nuova giunta di Alberto Stefani. Aring, il neopresidente della regione, parla di una squadra ormai pronta all'80%. Non ne so niente, con me non ha parlato nessuno e quindi io continuo naturalmente a lavorare a Belluno e a Padova. Il suo nome era stato dato in pole position per l'assessorato chiave della nuova giunta regionale che il presidente Alberto Stefani si appresta a nominare, quello alla sanità. Ma Giuseppe Dalben, direttore generale dell'azienda ospedale di Padova e attuale commissario dell'Ulsuno Dolomiti, risolve il tema con un sorriso e aggiunge: Penso sia una notizia completamente priva di fondamento, non mi scompongo, nel senso che continuo a lavorare sia su Padova che su Belluno, concentrato su quelli che sono i progetti importanti che si stanno sviluppando su Padova e Belluno. L'ho letta anch'io questa cosa, ci ho fatto una risata sopra. Dalben si chiama dunque fuori da una squadra che tuttavia sarebbe già pronta all'80%, come ha assicurato lo stesso Stefani a Ring. Sarà una giunta rinnovata al 100% o 90%? Io credo che non si debba per forza cambiare sempre il mondo dall'inizio alla fine. Credo sia assolutamente fondamentale anche valorizzare l'esperienza amministrativa e fare un giusto, come possiamo dire, un giusto accordo tra
esperienza, innovazione. Come dire, oltre a Valeria Mantovan, anche Francesco Calzavara, delega delicata come quella del bilancio, è vicino alla riconferma. D'altronde sono gli unici volti che potrebbero risiedere a Palazzo Balbi, visto il limite dei mandati agli assessori, tema già caldo prima del voto. Io sul terzo mandato sono sempre stato d'accordo, ho fatto la proposta di legge in Parlamento, l'ho ribadita pubblicamente più volte sia sugli assessori che sul Presidente, però sono scelte della coalizione, ovviamente in questo momento non stiamo parlando di questo, stiamo parlando ovviamente della composizione di una giunta di qualità e faremo le scelte migliori. Ma non c'è solo la giunta, cruciali saranno le nomine dei presidenti di commissione, mentre sul fronte gruppi consigliari Stefani apre all'ipotesi dello sdoppiamento del Carroccio. Diciamo che in Consiglio regionale ci sono sempre stati 2 gruppi da noi, no? Sì. Quindi non sarebbe una novità. Ma a lei piacerebbe? Faremo le valutazioni con i consiglieri eletti, sicuramente faremo anche delle scelte di prospettiva. E ieri sera a Ring anche le prime parole del coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Luca De Carlo dopo giorni di polemiche nei suoi confronti successive all'andamento della tornata elettorale. Nella vita, sempre in qualsiasi contesto, mi sono assunto responsabilità che a volte non avevo, giusto perché ritenevo che chi fosse il leader in quel momento dovesse farlo. E quindi non scapperò neanche questa volta se dovesse essere una responsabilità in più da prendersi. Pronto all'eventuale plotone di esecuzione se alla fine, come sembra, il commissariamento arriverà. Pronto ma con il petto in fuori il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, che in una settimana di post-voto si è visto arrivare addosso diverse frecce avvelenate dal suo partito. Vede alla voce Elena Donazzan, proprio a Ring. Io credo che ci siano conseguenze per forza. Abbiamo disatteso le aspettative. E allora De Carlo parla, ribadendo ciò che aveva detto a caldo subito dopo il voto, che i meloniani non avessero il candidato governatore, decisione presa peraltro a Roma, e nemmeno un governatore uscente come Zai è capace di far registrare cifre che nessuno, a partire dagli analisti, si attendeva di questa portata. L'unico forse, e qui c'è una pecca sì, di aver suggerito io alla Lega in tempi non sospetti e aver detto se avessi un fuoriclasse come Luca Zaia io lo schiererei capolista in tutte le province, ma era nella natura delle cose, era una cosa naturale. E, sottolinea, nessuno pare ricordare i dati positivi per Fratelli d'Italia, a partire dai voti. Sono raddoppiati rispetto al 2020, quasi raddopieremo il numero degli eletti, con un accordo fatto prima delle elezioni aumenteremo la nostra rappresentanza in giunta. Potevamo fare meglio? Tutti possiamo sempre fare meglio, però se guardiamo l'incidenza delle preferenze, anche al netto delle preferenze per Luca Zaia, Fratelli d'Italia ha dato più preferenze ai propri candidati. Significa che le liste scarse non erano, anzi erano liste molto forti. Cos'è mancato? È mancato il voto d'opinione. Quello che alle politiche alle europee si sposta su Giorgia Meloni e quello che alle regionali è rimasto sul partito che poteva candidare il governatore. E a proposito di liste, il sasso che si toglie dalla scarpa riguarda proprio quell'area vicentina alla quale appartiene Elena Donazzan. La provincia di Vicenza, tra l'altro, è l'unica provincia che ha portato, ma è l'unica provincia che ha riunito il coordinamento e che ha scelto i 9 all'unanimità. Quindi quei 9 che sono stati scelti con il voto di tutti, tant'è che doveva essere la provincia che esprimeva il risultato più forte. E invece? No, invece mi pare che sia in linea con il risultato regionale. Basteranno le analisi a evitare la resa dei conti? E credo che a pochi interessi il destino della leadership di Fratelli d'Italia, tranne a chi magari ha in qualche maniera un interesse diretto. Di ricoprirla al suo posto. Io invece, siccome sono abituato a non giudicare, ma soprattutto un'altra cosa che io non farò mai, né sotto né sopra, la cultura dello scaricabarile non fa parte della mia cultura. Caso Fenice, guerra aperta con la Bianchi non molla, orchestra e coro pronti a fermare tutto, fatto salvo il concerto di Capodanno. Si viene pure il dubbio che tenessero più alla Venezia che a Colabianchi. Assemblea generale infuocata tra i lavoratori del Teatro La Fenice di Venezia, dove è guerra aperta tra orchestra e coro da una parte e il sovrintendente Colabianchi dall'altra. Il detonatore della tensione, sempre lei, la nomina di Beatrice Venezzi. Non si tocca, resta dov'è, ribadisce il sovrintendente. Passi indietro? No, assolutamente, certo, perché passi indietro?
E ai 4 ex sindaci risponde così. La legge prevede che il sovrintendente possa procedere alla nomina di un direttore musicale. Non è previsto in alcuna normativa che debba consultare qualcuno prima di farlo. Quindi l'indicazione che danno i sindaci non è corretta. Le maestranze però non ci stanno, annunciano nuove proteste e denunciano la deriva gestionale del teatro. Certamente ci saranno nuove azioni di protesta, se veramente così dovesse essere e dovesse essere confermata questa presa di posizione di questo muro contro muro del sovrintendente, ce ne faremo una ragione. Noi continueremo con la nostra battaglia fino a che non otterremo dei risultati. La situazione è oramai rovente anche sul fronte degli emolumenti del welfare, ad oggi non ancora corrisposti. C'è la normativa che lo prevede, deve essere certificata il pareggio di bilancio, cioè questi soldi possono essere erogati solo se non comportano problemi dal punto di vista del bilancio. Quindi siccome il bilancio verrà definito nel consiglio che verrà stabilito per l'inizio dell'anno prossimo. È un teatro decisamente diviso. Questa è una gran sciocchezza, è chiaramente un atto ritorsivo, perché dal 2019, Covid compreso, e ricordo che nel 2024 abbiamo fatto 3 scioperi e il premio welfare non è mai stato messo in discussione, è sempre stato elargito, erogato. Una governance in trincea e una sovrintendenza che resiste mentre il malcontento cresce. A rimetterci ancora una volta rischia di essere il pubblico, fatto salvo il concerto di Capodanno. Il rischio è che poi il Teatro La Fenice diventi un campo di battaglia, perché poi ci saranno quelli che pro Venezia, sarà un vero delirio. E io spero che chi sta dirigendo tutta questa operazione si renda conto di a cosa stiamo andando incontro. È tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci.